Una casa, vorrei una casa piccola, possibilmente anche un po' lontano da qua, non mi interessa, altro comune, non mi riguarda niente, pure avere una casa piccolina. Disperato, avvilito, lancia il suo appello angosciato. Ha bisogno di una casa perché dall'11 settembre perde quella in cui ha vissuto per 30 anni. Quella di Antonio è una storia come tante, troppe, vittime i cinquantenni che hanno difficoltà a ricollocarsi nel mondo del lavoro, tantissimi immigrati e le giovani coppie che tornano a vivere sempre più spesso coi genitori. Antonio ha più di 60 anni, ha lasciato il suo lavoro per assistere la compagna con problemi di salute. Vivono in due con una pensione di invalidità da 270 euro al mese. Adesso l'Ater gli ha dato lo sfratto, hanno poco più di un mese di tempo per trovare un'altra casa, ma non è facile. Sto cercando, ho chiesto all'assessorato alla casa, è lunga, per me è lunga, è troppo tardi. Se mi danno una casa, non so, ma sarà molto lunga sicuramente. Prima della crisi gli sfrattati erano tutti per finita locazione. Oggi in Veneto gli sfratti sono sempre figli di morosità incolpevoli. Gli inquilini colpiti dalla crisi non pagano l'affitto perché hanno perso il lavoro. Oggi i comuni non sono più in grado di far fronte a quella che è sempre più una situazione esplosiva, in particolare nel veneziano, a Mestre, Chioggia, Mira e Spinea. I municipi non hanno fondi, non hanno case, 5.200 sfratti in Veneto in un anno. Ivana De Rossi, segretario generale veneto del Sunia, ha scritto al premier Matteo Renzi per raccontare un dramma che sta prendendo le dimensioni di una catastrofe. Adesso il governo ha stanziato i contributi per la morosità incolpevole che le regioni dovranno distribuire ai proprietari delle abitazioni, ma questi soldi non sono risolutivi, servono solo a tamponare, ad ottenere proroghe agli sfratti. Nessuno è più in grado di arginare questa voragine continua di disperazione. Sì, gentilmente, se qualcuno mi aiuti, anche una casa piccola, anche un po' fabbricato, non ha importanza.